Sì, allora, quello che ci ha spinto a ricandidarci è la volontà di portare a termine o iniziare alcune opere e alcune progettualità che abbiamo messo sul piatto al primo mandato. Credo che questa sia una cosa che accomuna i sindaci che fanno i primi 5 anni, perché in 5 anni si riescono a progettare diverse cose, però non sicuramente a portare a termine. Quindi credo sia comprensibile il fatto di voler fare un secondo mandato con l'intento di appunto di portare a termine. Noi abbiamo le progettualità principali che sono legate al bando Borghi, per i quali abbiamo portato a casa 1.600.000 euro, e di queste abbiamo sostanzialmente progettato tutto. Non siamo riusciti però a vedere la partenza, anzi siamo riusciti a vedere la partenza di poche cose, un parco giochi e poco altro. Il resto è tutto ai blocchi di partenza, perché diciamo che alcuni ritardi sono dovuti all'aspetto autorizzativo. Gli ultimi permessi sono arrivati oggi per quanto riguarda l'hub di comunità, e quindi adesso è il momento, diciamo, della realizzazione, e ripeto, la volontà della squadra è quello di vedere portato a termine un lavoro iniziato. Abbiamo anche delle nuove progettualità, sicuramente non tantissime, perché già portare a compimento quello iniziato è già un buon risultato. Abbiamo progettualità nuove che guardano soprattutto all'aspetto dell'accessibilità, e quindi dove possiamo interveniamo con percorsi accessibili a disabili, ma anche alla mamma con la carrozzina, e questa linea la teniamo un po' in tutte le opere che andiamo a fare. Abbiamo in ballo ulteriori piste ciclopedonali, le quali sono anche parzialmente finanziate, quindi in via Crevada abbiamo già un contributo della provincia e ci metteremo sicuramente un mutuo da parte nostra. Abbiamo il progetto completo per quanto riguarda la continuazione della pista ciclabile di via Vittoria, quindi sono opere importanti, perché per un comune che ha un bilancio di 2 milioni di euro, opere da 700-800 mila euro sono opere che pesano molto, anche se distribuite magari su più annualità. Giustamente diceva, abbiamo una lista unica, quindi non abbiamo un avversario diretto, ma il nostro avversario è il quorum. Quello che adesso noi stiamo facendo riunioni nelle varie località del nostro comune, e ci raccomandiamo, chiediamo, diciamo, ai cittadini di andare a votare. Non è così scontato, perché essendoci una lista unica qualcuno si potrebbe anche dire, insomma, ci sono solo loro, è chiaro che andranno loro ad amministrare. Non è così, perché noi dobbiamo superare comunque un quorum di un 40% degli aventi diritto, è un primo passaggio, e poi di questo 40% il 50% deve essere voto valido, quindi non sono valide le schede bianche. Quindi è importante che la gente ci dia una mano andando a votare e mettendo un simbolo sulla lista o scrivendo il nome di un candidato consigliere.